Allora Valentina, un riscatto immediato aveva chiesto in settimana il Capitan de Ros e così è stato oggi, tra l'altro anche con un tuo gol. Sì, diciamo che dovevamo riscattarci dalla partita della settimana scorsa e i 3 punti li avevamo portati a casa, qualcosa in più potevamo fare, però vabbè dai, l'importante sono i 3 punti alla fine. Karin Mantoni in partita diceva ragazzi ne dobbiamo fare ancora, purtroppo non è successo, comunque chiudere 3-0 il primo tempo non è sempre, non succede sempre insomma. No, beh, giustamente Karin continuava a spronarci per farci segnare ancora, ma diciamo che sul 3-0 ci ha permesso, diciamo, di non rischiare persone che magari avevano qualche infortunio e quindi era un buon risultato. Magari il secondo tempo potevamo far di più, però vabbè dai. Come giudichi la tua prestazione e ovviamente a chi dedichi il gol? Allora, vabbè, io sono molto autocritica, oggi diciamo non è stata la miglior giornata, anzi una delle peggiori forse, e complice anche un dolore al ginocchio, però vabbè insomma ci sono alti e bassi in tutte le persone. E il gol lo dedico vabbè, ai miei perché mi hanno sempre seguita e supportata, nonostante adesso siamo in squadre diverse, però il gol va a loro. Abbiamo oggi ai microfoni il mister Fattorel perché il mister De Biasi aveva un impegno di famiglia. Allora Sergio, cosa puoi dire di questa partita? Una vittoria non ampia, comunque si è chiusa comunque nel primo tempo con un 3-0, poi nel secondo tempo una gestione della partita per arrivare alla conclusione proprio. Sì, diciamo che alla fine è stata una partita abbastanza facile, però ho visto una reazione fin dal primo tempo delle ragazze che avevano voglia di riscattarsi. Dopo la sconfitta di domenica hanno fatto un buon primo tempo, poi vabbè siamo stati facilitati dall'espulsione del portiere ospite e poi nel secondo tempo abbiamo gestito un po' di infortuni, alcune cose, anche la palla, e abbiamo avuto altre 2 occasioni. E brave le ragazze, bravi mister o staff della prima squadra che hanno preparato la partita benissimo per oggi. Dicevi della reazione, giustamente dopo la sconfitta bruciante di domenica doveva esserci sicuramente oggi e così è stato. Sì, ho visto proprio negli occhi delle ragazze la voglia, non vedevano l'ora di scendere in campo per riscattare di domenica scorsa, che ci può stare, e hanno capito secondo me che avevano sbagliato qualche cosa e oggi hanno dimostrato che la squadra c'è e che vale. Parlando tra parentesi delle giovanili, continui quell'avventura che hai smesso dopo averla fatta in prima squadra, stai crescendo un buon gruppo nella giovanissimi se non sbaglio. Come sta andando anche se è inizio stagione ovviamente? Beh, sta andando benissimo, è un gruppo fantastico, sono all'inizio, devono imparare molte cose perché facciamo un campionato contro i maschi, quindi devono imparare molte cose soprattutto a livello fisico e contatto fisico. Però il bello di questa società è che anche oggi ha esordito penso Carlotta Modolo e da Rosluna, magari anche per pochi minuti, però si vede che il calcio femminile Vittorio Veneto e il settore giovanile è molto ottimo. Ti mancava un po' la panchina della prima squadra? Sì, direi che ero un po' emozionato, poi la capitana mi ha tranquillizzato, quindi sì, è una cosa normale dopo. Sì. Comunque mi è piaciuto tanto e adesso in bocca al lupo a Dario De Biasi e alle ragazze che sapranno fare un lungo cammino e anche soddisfacente. Siamo con il tecnico del Trento, mister Pavan. Allora mister, diciamo che l'espulsione ha dato là alla vittoria del Vittorio Veneto. Cosa è mancato a questo Trento e magari cosa sta costruendo questo Trento? Allora diciamo che sì, come hai detto l'espulsione ci ha penalizzato sicuramente, insomma fino a che eravamo 11 contro 11 ci chiudevamo bene, riuscivamo a ripartire, che era un po' quello il tema che con cui avevamo impostato la partita. Certo è che abbiamo ancora un po' di carenze proprio in queste cose qua, non riusciamo mai ad assorbire le botte in fretta, così questo è sicuramente anche responsabilità mia, anche oggi mi sono fatto allontanare, quindi mi scuso, e di conseguenza dobbiamo lavorare molto su questo, a reagire su
quando prendiamo le botte, diciamo così, perché già la seconda partita, anche la partita scorsa, siamo rimasti in 10 dopo 8 minuti del primo tempo, abbiamo gestito la partita in 10, era un pelo più facile rispetto a questa. Qui abbiamo avuto quei 15 minuti in cui siamo state assolutamente dominate e questo dispiace un po', perché secondo me 11 contro 11 avevamo le carte in tavola in regola per poter fare le cose per bene, insomma. E sì, che si può dire anche che comunque era partito anche abbastanza bene questo Trento, perché ha avuto un'occasione subito all'inizio. Sì, infatti, quello. Noi abbiamo per forza maggiore, abbiamo giocato praticamente con 5 giocatrici offensive, perché appunto avevamo alcune perdite a centrocampo, il nostro capitano si era rotto lo zigomo proprio nella partita scorsa, quindi così abbiamo dovuto rimpiazzarla al meglio con appunto la Tone, che è l'Alessandra Tonelli, che ha giocato a centrocampo all'inizio per poi dopo spostarla di nuovo davanti. Insomma, lei ha fatto molto bene e anche appunto finché eravamo 11 contro 11 qualche azione siamo riusciti ad imbastirla, ma in realtà anche poi in 10 in contropiede siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare meglio, cioè ripartire e andare ad attaccare la porta. È chiaro che in 10 in quelle condizioni, correndo molto con una squadra molto molto forte come il Vittorio Veneto, abbiamo fatto molta fatica poi dopo a concludere, insomma. Cosa pensa di questa riforma dei campionati, mister? Sicuramente costruire risultati con tante retrocessioni come ci saranno quest'anno è molto dura per tutte, sto parlando. Sì, certo, è chiaro che noi avevamo altre ambizioni all'inizio, adesso partiamo da 3 sconfitte e quindi adesso dobbiamo rimboccarci le maniche. Sicuramente la riforma c'è, non dobbiamo viverla come una retrocessione qualora non dovessimo arrivare tra le prime 3, insomma dobbiamo viverla come un mantenimento della categoria alla fine, perché di questo si tratta. È chiaro, non si va nell'elite del calcio, che sono le 24 squadre elite, però insomma manteniamo comunque una categoria che ci siamo conquistate finora, insomma, e il nostro obiettivo adesso deve essere proprio questo, insomma, riuscire a costruire al meglio la nostra squadra, proprio per cercare di riuscire a superare tutti quanti questi ostacoli che ci siamo anche creati un po' in qualche modo, insomma, e quindi arrivare il più alto possibile.